A Capriva la festa della patria del Friuli, celebrati i 946 anni dalla Costituzione dello Stato patriarcale. E oggi a Capriva del Friuli ci sono state le celebrazioni ufficiali per i 946 anni dalla nascita della patria del Friuli, le patrie dal Friuli. Sentiamo Maurizio Merver. L'inno del Friuli nelle note della banda di Cormons accompagna l'alzabandiera sull'area verde del monumento ai caduti di Capriva del Friuli. Poi il corteo raggiunge la chiesa del Santissimo Nome di Maria per la messa in marilenghe con i canti del polifonico caprivese. All'altare Monsignor Guido Genero, coadiuvato da Don Maurizio Qualizza per il Friuli orientale e Don Italico Gerometta per l'area pordenonese. E proprio Monsignor Genero annuncia che la prossima assemblea della Conferenza Episcopale Italiana a fine maggio ha in agenda l'approvazione del messale in lingua friulana. Sarà la prima volta che in Italia si riconosce come lingue liturgiche una lingua che ha vision loro regionale. Nel parco del centro civico esibizione del gruppo folcloristico Michele Grion con i bambini del gruppo Primavera, mentre il sindaco di Capriva Daniele Sergon riceve la nuova bandiera ufficiale della patria, riprodotta dal ricercatore Francesco Pellegrini dopo un'approfondita analisi sull'originale del patriarca Bertrando di Saint-Genis, conservato nel Museo del Duomo di Udine. La esporremo come prima iniziativa con il film documentario sulla festa della patria del Friuli, fatto dalla Università della Terza Età di Cormons per inaugurare gli eventi di tutto l'anno. E tra le istituzioni friulane prosegue il confronto sulla valorizzazione linguistico-culturale. Io mi ricordo che i nostri nonni raccontavano le storie soprattutto della loro vita, del loro modo di vivere nei campi. Sapevano riconoscere quando cambiava il tempo, guardavano la luna quando si doveva coltivare, sapevano rispettare la natura, sapevano rispettare gli altri. Io credo che tutto questo debba passare ai giovani come è passato a noi dai nostri anziani, dai nostri nonni, lavorando insieme.